Abbiamo anche una presenza del Consiglio provinciale, abbiamo l'assessore Malaspina che ha voluto onorare Concordia della sua presenza, per cui gli cedo il microfono per un saluto. Buongiorno a tutti, sarò molto breve. È un onore per me essere in pochi mesi la seconda volta qui a Concordia, ma soprattutto per il motivo per cui oggi io sono qua. Io sono assessore alle Pro Loco, quando vedo che le Pro Loco appunto non fanno solo quello che, come diceva prima il Presidente, è il loro compito, cioè la promozione del territorio, dei prodotti tipici, della storia, ma si impegnano per realizzare opere come questa, uno dice vabbè, ho fatto l'assessore, sono l'assessore anche di qualcosa di importante al di là della delega. E questi sono i segnali che ci portano a pensare nel momento in cui uno passa in una piazza o in un campo o da qualche parte dove ci sono poi delle statue come questa che poi vedremo, ci portano a pensare al messaggio che ci aveva lasciato questo grande uomo. Ed è una cosa comunque molto emozionante anche per me, perché comunque è la prima volta che mi ritrovo. Tutti i giorni vi dico sono appunto prodotti tipici, agricoltura, problemi, aziende che chiudono, disoccupati. Questo è il mio assessorato, perché oltre alle Pro Loco c'ho anche le attività produttive e l'agricoltura. E questo è un segno di speranza, un messaggio che ci ha lasciato, un segno di speranza, e io dico sempre un segno di speranza di tornare normali, perché in un momento in cui la trasgressione è diventata la normalità, essere normali è la trasgressione, cioè io mi sento una persona normale, dunque anche trasgressiva in questo periodo. Dunque spero che tutti voi abbiate voglia di tornare ad essere normali come ci ha insegnato il nostro Papa. Grazie. Grazie all'assessore Malaspina. Intanto ricordo che è stato invitato anche il Presidente della provincia di Pordenone, il signor Ciriani, che non ha potuto essere qui ma ha mandato i saluti.